la terra, l'amore e una sapiente vinificazione fanno dei vini Antica Quercia un punto di prestigio su ogni tavola. Nell'incantevole scenario collinare di Scomigo di Conegliano si è disputato il 42esimo trofeo internazionale Garinei di ciclocross, l'ultima occasione premondiale per i commissari tecnici Bagnier e Saronni di visionare gli azzurri, uno soprattutto, il 4 volte campione italiano Daniele Pontoni. Il friulano non ha deluso le aspettative, si è portato appresso per 3 giri i migliori. Poi, insofferente com'è a correre in compagnia, ha lasciato tra i vigneti dell'azienda vinicola Antica Quercia i 3 compagni di Ventura e, lieve come una piuma, si è involato verso il traguardo. Pontoni, dovete sapere, è anche stradista, ma stupisce il suo pedalare sul prato. Quando è asciutto, come lo è questo ai piedi del Cansiglio, sembra che si stia correndo sull'asfalto. La sua pedalata è sciolta, senza forzature. Sembra un angelo che voli, come se la sua bici non fosse zavorrata dalle zolle di terra. L'alfiere della Zalf Euromobil Fior si è portato dietro all'inizio Radovan Ford, Fabrizio Margon, Pavel Kamerda, Bramati, Bilato, Greco, Quaglia e il vincitore della Milano-Sanremo e protagonista di un recente Tour de France, Claudio Chiappucci. E così per 2 giri. Al terzo però opera la prima selezione. Gli rimangono alle calcagna Ford, Margon, Kamerda. I 3 non si scollano fino al quarto giro. A questo punto il campione italiano dei dilettanti decide che è il momento di fare gara a sé. Il resto è un accumularsi di giri che finiscono per appesantire il ritardo degli inseguitori. Radovan Ford finisce secondo, ma con un ritardo di 1 minuto e 12 secondi. Fabrizio Margon, primo fra i professionisti e terzo in assoluto, a 1,58. Kamerda, quarto, a 2,47. Bilato, quinto, a 3,20. E Greco, sesto, addirittura a 4 minuti. Daniele, una serie di vittorie impressionanti, un'altra tappa d'avvicinamento ai mondiali. Sì, è vero, è venuta un'altra vittoria internazionale anche oggi qua a Scomigo. Garinei, una delle gare più importanti che ci sono in Italia, quindi il palmarès aumenta ancora, le vittorie sono state tutte, diciamo, di qualità. Quest'anno forse la quantità è un po' calata, però per me forse è meglio così, vincere qualcosa di meno, però vincere le gare che contano. Sì, però in pratica un grande slam. Sì, esatto, in Italia tutti i grandi appuntamenti a cui ho partecipato ho vinto, quindi sono riuscito a vincere anche all'estero e per quest'anno è già buono, poi vedremo se domenica sarà ancora migliore quest'anno. Margon, soddisfatto? Sì, abbastanza soddisfatto, pensavo di contenere un po' di più il distacco, comunque quest'anno è un anno andato così e va benissimo, mi sono ripreso abbastanza discretamente, mi preparerò meglio l'altra stagione. Il punto un pochino a pochi giorni dal mondiale. Beh, io quest'anno non ho corso direi niente all'estero, per cui non ho nessuna condizione di quello che troverò, comunque la mia condizione è buona, preferirei un percorso fangoso e non asciutto sicuramente. A Scomigo di Conegliano si corre però anche per l'ultima prova del Master. Lotta all'ultima pedalata alla ricerca del miglior piazzamento tra Sandro Bono, detentore della maglia bianca, e Gabriele Bilato. Per soli 2 punti la spunta il piemontese che, ironia della sorte, ha sul palco i complimenti e il bacio della fidanzata del rivale, appunto Gabriele Bilato. Sandro, allora per 2 punti. Sì, oggi ho fatto una gara di controllo al massimo perché non volevo rischiare per una scivolata o una foratura di perdere il master. Ho calcolato bene i punteggi, sapevo che mi bastava arrivare al massimo 3 posizioni dietro a Bilato per non perderlo. Quindi quando a un certo punto l'ho visto lì davanti a me e con il massimo Greco che poteva intromettersi, sono rimasto lì e ho concluso la gara lì. Una corsa utilitaristica, mondiali? Mondiali bisogna vedere un po', si va là per un buon piazzamento. Mi piacerebbe arrivare, diciamo, intorno alla 10ª posizione, non è che sia una cosa difficilissima, io ero già arrivato settimo un po' di anni fa e basta avere una buona giornata e dipende dal percorso, se è veloce, trovarsi nel gruppetto giusto e stare lì dentro. E poi in modo mondiali c'è gente preparata a livello internazionale, io questo discorso ormai a mia età non lo faccio più, corro qui in Italia e lascio spazio ai giovani tipo Pontoni che veramente va forte. Gabriele, come mettiamo col Master?
Niente, si sapeva che per vincere oggi dovevo non solo andare forte io, ma dovevo arrivare degli altri corridori dietro a me, mentre invece Bono ha tenuto bene, è arrivato solo una posizione dopo di me e purtroppo per 2 punti ho perso questo Mastercross. Ci tenevo a fare bene perché è dalla prima prova che sono lì a 1 punto, a 2, poi sono riuscito a prendere la maglia, ma purtroppo proprio all'ultima prova ho perso tutto. Comunque ho fatto una buona stagione, resta solo l'amarezza di aver perso anche l'antica Quercia per 1 punto. Purtroppo quest'anno l'unica maglia che sono riuscito a prendere è stata quella di campione del Veneto e la maglia azzurra, speriamo che vada bene ai mondiali. Ecco, non diciamo niente per i mondiali, va bene? No, è meglio di no. Un inciso. Gabriele Bilato e Mauro Zamprogna si sono presi doverosa rivincita nel circuito panoramico del Senio che si è corso a San Severo di Romagna, perché la giovane promessa della Stella Italia Silvellese, a Scomigo, è partita alla grande in tandem con Renato Poli e per 2 giri ha dato l'impressione di ripetere l'exploit di Torreselle di Piombino Dese, ma Poli ha una marcia in più. Zamprogna paga lo sforzo iniziale, cedendo le piazze d'onore al regolarissimo Andrea Valvason e al lombardo Elvis Zucchi. Per il bergamasco Renato Poli un successo a mani basse. Tra gli allievi ancora una vittoria dell'alto atesino Igor Tabella. Igor, ci ha preso gusto ormai a vincere, ormai siamo in conclusione di stagione. Sì, peccato perché vorrei anche continuare ancora a vincere, ma ci saranno le gare su strada, spero di piazzarmi anche là, almeno nei primi 3, poi c'è il prossimo anno, sarà di nuovo. La preferenza per la strada e il cross, quale? Ma piuttosto il cross, perché su da noi allenarsi per la strada è un po' difficile perché c'è la neve fino alla fine di maggio e allora su strada è quasi impossibile, così possiamo solo fare mountain bike o cross. Senti, però adesso con la prossima stagione c'è il passaggio di categoria. Oggi hai saggiato ancora una volta i più grandicelli. Che cosa ne pensi? Vorrai far bene anche lì? Per adesso mi accontento di arrivare primo degli allievi e poi il prossimo anno arriverò anche forse prima degli juniori. Vediamo un pochino, ti trovi meglio col terreno asciutto come quello di oggi? Ma oggi faceva un po' troppo caldo per i miei gusti. Che su dobbiamo sempre allenarci sotto zero e allora abbiamo fatto l'abitudine per cui oggi faceva anche un po' troppo caldo. Quindi a piedi o sul terreno pedalabile? A piedi. Ottima organizzazione dell'indimenticato campione Loretto Petrucci e dell'indispensabile Armando Zamprogna. Armando, sei soddisfatto, vero? Beh, io sono soddisfatto perché abbiamo avuto una bellissima giornata, un bellissimo pubblico, credo che sia una manifestazione ad alto livello, ha vinto Pontoni, lo sappiamo tutti, che va fortissimo e l'augurio che posso fargli io è di vincere il mondiale e a tutte le carte in regola. Io devo ringraziare Loretto Petrucci che da 3 anni a questa parte ha portato questa manifestazione qui nel Veneto e noi ne siamo molto orgogliosi, ringraziando tutti i nostri sponsor che ci hanno dato una meravigliosa mano. Non ci rimane che attendere il responso del mondiale. La stagione del cross è agli sgoccioli. Ce l'ha confermato la splendida e calda giornata di sole di questo Eden che è l'Alto Trevigiano. Il cross si chiude tra i vigneti dell'antica Quercia, dove ci si è dato appuntamento per un brindisi mondiale. E allora in culo alla balena, Daniele Pontoni.